Bene, eccoci con Alessandro Colla, il nuovo mister del Portogallo Calcio Femminile. Ho appena sentito dal direttore sportivo che lei non ha mai allenato prima il femminile, perciò è una prima esperienza anche per lei, come forse anche altre ragazze che quest'anno faranno parte della rosa. Ho saputo che il capitano storico Sara Bottacin non sarà dei nostri, questo è un handicap iniziale, ma penso che voi avrete già anche pensato le contromisure. Sì, diciamo, allora, la mia prima esperienza qua, come diceva il collega del calcio femminile, è un'esperienza sicuramente importante e sarà sicuramente un bagaglio da parte mia. Ho sempre fatto settore giovanile a livello regionale da Friuli Veneto, ho sempre cercato di farlo bene, insomma spero anche dare qualcosa in più per questa squadra qua. Per la Sara Bottacin sì, purtroppo ho sentito, ha deciso di smettere o prendere un anno sabbatico, questo non lo so, non ho mai avuto sinceramente il piacere di parlare assieme, l'ho sentita solo, diciamo così, a livello di messaggio. Comunque, come la penso io, è giusto che comunque uno se la deve sentire, di venire, e io spero di dare molto a quelle che sono qua e che sicuramente vogliono imparare e arrivare a qualcosa. Ci può anche dire la composizione numerica della rosa, in quanti partite, se c'è qualche previsione di qualche nuovo arrivo? Allora, ci sono stati dei nuovi arrivi, attualmente la rosa è da 25 ragazze, però già questa sera 2 verranno qua per parlare, vediamo anche come sono, quali sono le loro intenzioni. È una rosa buona come punto di vista, insomma le ragazze io le ho viste un po' di partite, non sono male, c'è molto da lavorare, comunque non sono male. Partiamo così e dopo col tempo insomma si vedrà. Insomma. Abbiamo anche una media abbastanza giovane? Una media giovane che comunque, come già sapete, a Portogallo è da diversi anni comunque che la squadra è giovane, infatti ho scelto di venire qua a Portogallo Calcio Femminile perché avendo sempre allenato settori giovanili, con le mie metodologie ho deciso di dare il sì a loro perché sapendo che è una squadra molto giovane posso dare ancora molto a queste ragazze. In conclusione, possiamo anche accennare a qualche obiettivo, perché il direttore sportivo era molto euforico, diciamo, e non si è posto limiti, lui vorrebbe vincere il campionato, però la realtà insomma ci fa poi scontrare con quali che sono effettivamente i valori in campo. Lei parte con quali ambizioni? Sì, allora diciamo che gli obiettivi, tutte le squadre che ho iniziato a allenare, diciamo i presidenti, i sportivi, sono sempre quelli insomma, di arrivare, ma è giusto che sia così. Io parto sempre con i piedi per terra e dopo il tempo dirà sempre la sua. Se lavoriamo bene, se lavoriamo opportunità, se c'è impegno, se c'è divertimento, sicuramente anche gli obiettivi arrivano. Comunque diciamo, non mi nascondo che il primo obiettivo della società è quello di cercare di fare il salto di qualità se è possibile. Allora lei giustamente parte con un pizzico di umiltà e di prudenza, che sono sempre le basi migliori per poi raggiungere traguardi ambiziosi. Grazie, grazie mister.